Bentornati all'appuntamento con Cronache Venete, contenitore di cronaca, attualità e molto altro. Partiamo subito con il primo dei servizi della settimana. Torna uno degli appuntamenti più attesi a San Donà di Piave, la Fiera del Rosario, ed è stato proprio presentato in questi giorni il programma Rinnovarsi guardando all'antico, la filosofia di questa edizione 2013. Ma vediamo di che cosa si tratta. L'annuale Fiera del Rosario, che si tiene dal 4 al 7 ottobre prossimo, inizia già a settembre all'insegna della riscoperta della tradizione e in special modo dell'antico termine Maramaquea, ossia la meraviglia e lo stupore nell'attesa e nella presenza alla festa di bancarelle, giostre e giochi. In queste poche settimane di amministrazione abbiamo cercato di coinvolgere e ascoltare gli imprenditori, quelli ad esempio del centro, le attività commerciali, di ristorazione, scoprendo in maniera anche un po' sorprendente una gran voglia di liberare delle energie. Quindi noi ci siamo messi appunto a disposizione delle idee di queste persone, abbiamo cercato di coordinarle e il programma che presentiamo oggi è il risultato, dove noi abbiamo appunto creato un contesto in cui poter dar sfogo a tutte queste richieste, a tutti questi desideri espressi da tante persone che si sono fatte avanti con proposte, idee e suggerimenti. L'economia autoctona e il divertimento si mescolano in 3 settimane tra antica tradizione religiosa ed eventi per la cittadinanza. Anara, Poenta Mais Bianco Perla e Raboso del Piave sono i piatti del menù che tra il 20 e il 22 settembre accompagnano la proposta enogastronomica nei più importanti ristoranti di San Donà di Piave. Certo, quest'anno abbiamo cercato di appunto creare un'offerta molto ampia che è stata possibile anche grazie alla collaborazione con i locali, i ristoratori del centro, le varie realtà produttive, proprio per fare in modo che la cultura si associ anche alle attività produttive e diventi uno strumento di sviluppo appunto e di crescita per la città, progettando insieme una serie di iniziative che spaziano appunto dalla cultura, le mostre, l'enogastronomia. Si è cercato anche di far rivivere così Piazza Indipendenza con concerti, spazio dato ai giovani, di modo da accontentare anche un po' tutte le fasce d'età. Gli appuntamenti iniziano venerdì 20 con l'apertura della storica Villa dei Faveri al pubblico con aperitivo e cicchetti. Sì, il venerdì 20 settembre ci sarà appunto questo inedito aperitivo sulla splendida cornice del parco di Villa dei Faveri, gentilmente concesso dalla famiglia dei Faveri che ha ridato appunto alla luce questo bellissimo parco ci sono degli alberi censiti in alberi d'Italia, tra i più vecchi in Italia, tra l'altro ha una storia questa villa. Ci saranno 2 concerti dal vivo, gli sbandieratori di croce, un bello spettacolo. Dunque un fitto calendario di eventi che terrà unito nella tradizione l'affezionato pubblico della Fiera del Rosario, dall'omaggio a Morricone del 27 settembre fino alla festa della Poenta del 13 ottobre.